E allora abbiamo qui gli amici di Prima il Veneto, abbiamo l'amico, non è modo di dire, proprio amico da tanti anni, Gianni Luccio, ex assessore della provincia di Venezia, ora con attivista qua del movimento Prima il Veneto. Una domanda che mi viene, ma adesso con le elezioni regionali a breve, con tutti questi movimenti che ci sono, Prima il Veneto cosa fa? Beh, Prima il Veneto ha un gruppo in consiglio regionale e quindi per naturalmente presenteremo una nostra lista e saremo presenti alle elezioni del consiglio regionale, saremo presenti in tutte le province del Veneto e noi puntiamo sul fatto che ancora una volta Zaia possa essere riconfermato. La nostra alleanza sarà molto probabilmente con Zaia, ma noi diciamo soprattutto una cosa, noi vogliamo che passi l'idea del Veneto indipendente, la possibilità di avere un referendum che non sia il referendum truffa del 1866, un referendum dove tutti i veneti possano esprimere la propria opinione. Allora, chiunque sia di sinistra, sia di destra, sia del PD, di qualsiasi partito possa essere, purché riconosca di essere prima di tutto veneto, noi riteniamo che possa unirsi, se non a noi sotto la nostra bandiera, ma unirsi nel nostro ideale per poter raggiungere quella possibilità di dare al popolo appunto, la possibilità di esprimersi e di dire ciò che pensa. Dopodiché, in base al risultato, vedremo le conseguenze. Se vince chi vuole che l'Italia continui a dominare in Veneto, accetteremo la maggioranza dei cittadini. Chi invece chiede che ci sia un cammino costituzionale, un cammino democratico per raggiungere la libertà e l'indipendenza, allora faremo le mosse successive.